Professore Panottini, una convenzione che incrementa la sicurezza della nostra comunità e del nostro territorio. Senza dubbio, è una convenzione che dura ormai da 5 anni e che mette in condizione la protezione civile insieme al Comando regionale dei Vigili del Fuoco di garantire presidio e sicurezza del nostro territorio. Io tuttavia faccio un appello alla cittadinanza affinché ci sia consapevolezza e responsabilità che il patrimonio boschivo e ambientale di questa regione va preservato e ci vuole attenzione, ci vuole cautela, ci vuole attenzione rispetto a un bene primario, qual è la natura, ma anche alle persone, perché gli incendi spesso sono anche forieri di gravi danni alle persone. Una convenzione che ha delle prospettive di ampliamento dei rapporti tra i Vigili del Fuoco, lo Stato e la Regione per la tutela del territorio? Sì, io sono fermamente convinto che per quanto possibile l'integrazione tra i servizi delle varie realtà istituzionali di questa nazione debbano intensificarsi, ci vuole una collaborazione sempre più intensa, questo significa mettere a fattor comune le rispettive risorse, produrre maggiore risultato e anche una riduzione dei costi. Questi giorni notizia che Protezione Civile Friuli Venezia Giulia fa anche solidarietà in altri territori. Sì, partiamo per un'esperienza che si ripete perché anche l'anno scorso eravamo presenti in Puglia e negli anni precedenti in altre regioni meridionali con le squadre dei volontari insieme ai funzionari che a turnazione da qui fino alla fine dell'estate si recheranno in particolare nel Gargano, terra più volte martoriata da incendi gravi e che hanno colpito anche la popolazione e i turisti, per presidiare quel territorio e aiutare la popolazione pugliese e le squadre di antincendio boschivo di quella regione a attuare la miglior e possibile garanzia di presidio del territorio. L'attenzione della popolazione che frequenta le zone boscate significa anche non mettere a rischio personale umano. Infatti operiamo in una materia, in un campo molto delicato, un campo nel quale ovviamente gli stessi operatori sono le prime persone e sono volontari, spesso e volentieri, le prime persone che corrono seri rischi per la loro incolumità. Per questo mi sono appellato alla popolazione affinché abbia un atteggiamento civile di tutela del territorio e indirettamente quindi di tutela delle persone.